Coach, si sapeva che il campo di Padova sarebbe stato un campo difficile ed è stato molto difficile. Mi verrebbe da dire, aggiungerei, difficilissimo, ma ne eravamo consapevoli. Qualcheduno dei meno esperti nel nostro campionato ha un po' dubitato di questa cosa, ma credo che dopo questa partita ci sia piena consapevolezza che andare a giocare ovunque, comunque in generale in ogni partita c'era veramente sputare sangue. Andare a giocare fuori casa nel campionato italiano, ovunque tu lo vada a fare, devi essere consapevole del fatto che se porti a casa una vittoria di qualsiasi tipo hai fatto una grande cosa. Noi oggi abbiamo giocato non bene, abbiamo giocato secondo me peggio rispetto alle ultime performance, però siamo stati nella partita, abbiamo usufruito secondo me in maniera importante del contributo di tutti, che questo mi inorgoglisce perché noi siamo una squadra, abbiamo bisogno veramente di tutto il talento che fa parte del nostro roster per provare a migliorare la nostra pallavolo. Oggi, grazie al contributo della panchina, secondo me abbiamo tirato fuori una vittoria importantissima in casa di una squadra che fino ad oggi aveva sempre portato via punti contro chiunque, portando a casa tutte le vittorie che ha fatto in questo campionato. Venire a giocare a Padova è sempre un inferno e oggi lo è stato sportivamente parlando. Ecco, dicevi appunto contributo dalla panchina, molto spazio per Glatz per esempio. Mozic invece l'hai tenuto fermo? Sì, Rock ha accusato un fastidio in settimana e mi sembrava non opportuno rischiarlo in campo, anche se a un certo punto ci ho anche pensato, però è troppo importante la salute dei giocatori e quindi abbiamo preferito tutelarlo, anche perché, come ti dicevo prima, abbiamo la fortuna di poter avere tra quelli che giocano un pochettino meno, giocatori con tanto talento, con qualità, che possono davvero dare una mano come si è visto oggi. C'è stato un momento in cui Mike è volato fuori dal campo, quasi in tribuna, abbiamo visto la tua faccia, non so, tra il preoccupato e lo stupito. Impandan con la camicia, sì, impandan con la camicia. No, ho confidato nel fatto che Mike sa praticamente quasi sempre quello che fa e quindi in quel momento ho sperato che fosse solo un modo per atterrare al meglio, andare oltre il secondo LED, anche se non ce ne fosse bisogno. Però lui davvero in questo secondo me è speciale, perché non manca mai di dare l'esempio, di non mollare mai, e questo sta diventando contagioso nel gruppo e lo ringrazio, perché anche quel semplice gesto che da allenatore preferirei non avesse fatto, però dimostra il fatto che ci tiene tantissimo. E probabilmente lui non ne avrebbe bisogno, però credo che la sua testimonianza sia importante per tutti noi. Se un campione come lui attraversa 2 LED per andare a provare a prendere una palla, vuol dire che forse ne vale la pena. Al di là della classifica, quanto conta per il gruppo una vittoria così e su questo campo? Ma il quanto conta, dobbiamo essere bravi noi a dare valore a quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo giocato secondo me malino e abbiamo risolto la situazione grazie al fondamentale sicuramente della battuta, ma a tratti si è visto qualcosa anche a muro e in difesa, ed è quello che chiedo ai ragazzi quotidianamente, perché in quei fondamentali di muro e difesa, la fase break, ancora secondo me abbiamo margine, non siamo tra i top team, ci tiene a galla la battuta e l'attacco, quindi quanto vale questa vittoria io lo so bene e cercherò di condividere con la squadra e essere contagioso, perché vincere queste partite qui a Padova così ha un significato, come ha un significato anche capire che oggi non abbiamo giocato bene e che c'è ancora tanto da lavorare. Grazie.